La guerra bianca in Artico, il confronto tra l'Occidente e la Russia di Putin, si sviluppa anche nell'estremo nord del mondo. Il cimitero ebraico di Chișinău in Moldavia, un monumento che testimonia l'importanza di una comunità annientata durante la Shoah. Il Vaticano ha restituito alla Grecia alcuni pezzi del Partenone, continua però il braccio di ferro tra Atene e Londra per i reperti sottratti nell'Ottocento. Le sorelle Cristine e Margarita Balanas, stelle della musica classica, sono diventate un simbolo della rinascita culturale della Lettonia. La solidarietà della Puglia verso l'Ucraina, un galà con Katia Ricciarelli per ribadire la vicinanza alle vittime della guerra. La cortina di ghiaccio che con il riscaldamento globale si sta sciogliendo, aprendo nuove rotte di navigazione, nuove possibilità di sfruttamento minerario, ma che diventa anche fronte di scontro tra la NATO e la Russia. Questo è oggi l'Artico, uno spazio che Marzio Mian studia da anni con lunghi viaggi di ricerca, avventure iniziate quando l'Artico era un deserto di ghiaccio che ora si sta trasformando in un nuovo oceano navigabile. Conoscenze proposte ai lettori nel saggio Guerra Bianca, nel quale Mian riflette anche su come l'invasione dell'Ucraina ha modificato le dinamiche politiche che si intrecciano al Polo Nord. A causa del cambiamento climatico ora sono accessibili quelle enormi risorse che l'Artico contiene, circa il 40% delle risorse minerarie del pianeta, e quindi c'è in atto una corsa tra le grandi potenze per accaparrarsi queste risorse. Dopo il 24 febbraio del 2022 nell'Artico tutto è cambiato. Se dividessimo l'Artico in 12 meridiani che si incrociano al Polo Nord, più di 5 fette di questa torta sarebbero russe. La Russia è la potenza storica dell'Artico, occupa il 52% delle coste che si affacciano sull'Artico. La Russia ha nell'Artico il suo baricentro economico, circa il 50% del PIL russo deriva dall'Artico, gas e petrolio prima di tutto, il 60% delle esportazioni. Quindi la Russia nell'Artico ha interesse a difendere una frontiera che prima era garantita dalla barriera naturale del ghiaccio, oggi è una barriera da difendere proprio anche perché contiene l'Artico russo le maggiori risorse. Ecco che è quella l'area più militarizzata del mondo. La Russia nell'Artico occidentale ha assiepato 2/3 delle sue testate nucleari, circa 3.000 testate nucleari, quasi tutta la flotta dei sommergibili nucleari. Il braccio di ferro militare in Artico si è inasprito con la guerra in Ucraina. In marzo la NATO ha organizzato grandi manovre in Norvegia. La Russia ha diffuso le immagini dei bombardieri strategici armati anche con bombe atomiche in crociera sopra i ghiacci polari. Il Cremlino, però, per lo sfruttamento dell'Artico investe anche molto nel nucleare civile. Una potenza nucleare nell'Artico si misura con i rompighiaccio nucleari. La Russia ne ha attualmente 40 contro i 2 degli Stati Uniti, questo per dare un parametro. La Russia ha investito nel nucleare proprio per sfruttare l'Artico. Io ho raccontato, ad esempio, in Chukotka, cioè nella regione dell'Artico orientale, quella che affaccia sullo stretto di Bering e quindi affaccia all'Alaska, ho raccontato l'esistenza della prima piattaforma nucleare galleggiante, che è ancorata davanti a un porto e davanti a una scuola con 500 persone. Greenpeace l'ha definita una possibile Chernobyl del ghiaccio. La centrale nucleare galleggiante Akademik Lomonosov può essere traghettata di porto in porto per fornire elettricità ai nuovissimi grandi impianti estrattivi e industriali fatti costruire da Putin. La nuova guerra fredda ha diviso anche l'area del Polo Nord. C'era il Consiglio Artico, che è questo forum intergovernativo costituito dalle 8 nazioni che si affacciano sull'Oceano Artico, che gestiva le grandi questioni relative all'Artico, con le conseguenze del cambiamento climatico, la pesca, le nuove rotte, eccetera.
Dopo il 24 febbraio 7 di questi 8 paesi si sono tolti dalla collaborazione con la Russia, per cui oggi con l'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO, questo Consiglio artico occidentale è diventato il braccio politico della NATO. C'è una cortina di ghiaccio che divide la Russia e la Cina, ricordiamolo, con i paesi dell'Artico occidentale. Nel 2019 alla riunione del Consiglio Artico parteciparono anche Blinken e Lavrov. Nel 2022 la rottura. Il Consiglio Artico è composto da Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Stati Uniti e Russia. La Cina è tra i membri osservatori permanenti. Tra questi, dal 2013 c'è anche l'Italia. Il nostro paese mantiene nelle isole Svalbard la base artica dirigibile Italia. C'è una collina poco fuori dal centro di Chișinău dove tempo e spazio sembrano essersi fermati. Strada Milano, così si chiama la via che porta lassù, è l'indirizzo del vecchio cimitero ebraico della capitale moldava, se non il più grande, uno dei più grandi in Europa. Nessuno sta di guardia al cancello in ferro battuto dietro cui si nascondono le tombe di 25.000 ebrei di quella che fu un tempo la vibrante comunità Yiddish della Bessarabia. Bombardato dai raid aerei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, poi abbandonato in epoca sovietica, il cimitero è andato lentamente ed inesorabilmente in rovina. Agli inizi del Novecento la Bessarabia, che comprendeva l'attuale Moldavia, contava una delle comunità ebraiche più numerose e attive di tutta l'Europa orientale. Il pogrom di Chișinău del 1903, il primo grande massacro della contemporaneità, aprì la strada all'antisemitismo moderno, spazzando via la presenza ebraica dalla regione. Molte di quelle migliaia di vite interrotte oggi riposano qui, sotto queste lapidi in frantumi, tra queste radici che si stanno reimpossessando del terreno. Dopo l'indipendenza della Moldavia dall'Unione Sovietica nel 1991, i pochi ebrei rimasti andarono via, ma negli ultimi anni qualcuno è tornato. Nel centro della città, non lontano dal mercato alimentare, si trova la sinagoga. Shmuel Zalmanov è il rabbino. Gli chiediamo subito del cimitero perché è ancora in stato di abbandono. È vero, il cimitero dovrebbe essere curato, essere in buone condizioni, ma il mio compito è occuparmi della vita ebraica, non della morte. Dobbiamo ricostruire una comunità qui, una comunità di persone vive. Dopo che avremo fatto questo, potremo allora forse anche occuparci dei morti e dei cimiteri. After this, I'm coming to working in the cemetery. Oggi gli ebrei di Chișinău sono circa 5.000, appartengono al movimento Chabad Lubavitch, uno dei movimenti hassidici più conosciuti al mondo. La loro presenza rimanda al passato della regione della Bessarabia, oggi attraversata dal confine con l'Ucraina, a cominciare dalla loro appartenenza linguistica. The community here is speaking Russian. La nostra comunità parla russo, ma molti parlano anche ebraico e Yiddish. Le scuole sono in russo, tutte le lezioni si svolgono in russo. Ma gli studenti che vengono ad Israele ovviamente parlano ebraico, perché abbiamo molti contatti con l'estero. Devo dire che la parte più corposa dei finanziamenti che riceviamo, qualcosa come l'80%, arrivano dagli Stati Uniti, ma anche da Israele e dal Canada. Il governo moldavo non ci dà alcun aiuto, non riceviamo alcuna forma di finanziamento da qui. From here is not the money coming, no? Lo dice senza polemica Rabbi Shmuel. La Moldavia in passato, pur in anni recenti, non ha dato grande esempio di tolleranza religiosa nei loro confronti, ma i tempi in cui gli ortodossi cristiani di Chișinău abbattevano la menorah in un parco cittadino sostituendola con una grossa croce sembrano davvero passati. For me, Chișinău is not pogrom. Per me Chișinău non rappresenta alcun problema, è una città che rispetta gli ebrei. I pogrom, le violenze sono cose del passato. Io cammino per le strade giorno e notte, la gente mi saluta, mi dice shalom. E anche durante le nostre feste non abbiamo alcun problema, ci fanno gli auguri, ci augurano pace. The people say shalom Una pace, viene da dire, che un giorno o l'altro dovrà arrivare anche per i defunti su quella collina della città. Atene è un tappeto di trama fitta adagiato alle pendici dell'Acropoli, sotto l'egida severa e matronale di Sua Maestà il Partenone.
Il simbolo della città di tutta la Grecia dall'inizio dell'Ottocento è Monco, sguarnito di fregi e marmi dall'opera di spoliazione proditoria del conte Elgin, ambasciatore britannico che ottenne dagli ottomani che occupavano Atene il permesso di portarli in Inghilterra. La soluzione sarebbe di tornare qua che appartengono alla loro casa, perché questo è il simbolo dell'UNESCO, non è un santuario qualsiasi. Quei pezzi mancanti del Partenone sono tuttora nel British Museum e costituiscono uno storico e finora irrisolvibile pomo della discordia tra Atene e Londra. C'è un cambiamento significativo nel Regno Unito, sia a livello di opinione pubblica, ma anche a livello di persone che sono a conoscenza della questione, appartenenti a tutto lo spettro politico, che si schierano apertamente a favore della necessità della riunione dei marmi del Partenone, rendendosi conto della loro unicità e del loro significato speciale per la cultura internazionale. I gruppi scultorei del principale tempio dell'Acropoli dedicato ad Atena, protettrice della città, originariamente decoravano i due frontoni e i quattro lati. Ora chi alza gli occhi inseguendo la fuga delle colonne può solo immaginare ciò che invece vedevano fedeli e visitatori a partire dal V secolo a.C. Questo è il luogo della bellezza, c'è un'energia unica qui. I marmi fanno parte di questa magia, non possono essere altrove che qui. I marmi sono certamente greci, l'unica soluzione è che tornino nel loro luogo d'origine. Uno sfregio alla storia e alla cultura greca che, come molte opere nei secoli, si è consolidato fino a diventare stato di fatto e di diritto. Il primo passo per un'inversione di rotta è arrivato dallo Stato del Vaticano, che ha restituito alla Grecia i frammenti del Partenone che erano nei musei vaticani da 2 secoli e che ora sono nel museo dell'Acropoli, accolti anche dall'arcivescovo ortodosso di Atene Hieronymos II. Un ecumenismo culturale che può fungere da apripista. Penso che per troppi anni l'Occidente abbia ritenuto accettabile che alcune opere siano conservate all'estero, ma ora le cose sono cambiate e dovrebbero rientrare nei paesi d'origine, in particolare se i paesi sono stabili politicamente come la Grecia. La diplomazia al crocevia tra storia e diritto, domande e rivendicazioni in perpetua ricerca di risposte e soluzioni. È una domanda molto difficile. Credo che la priorità sia preservare al meglio quei marmi. È vero che appartenevano alla Grecia e voglio pensare che qui avrebbero lo stesso trattamento che ricevono a Londra, ma la situazione è molto delicata e investe il diritto internazionale. Certo che dovrebbero tornare, ma la cosa più importante, ovunque siano, è proteggerli. I marmi fanno parte del Partenone, l'Inghilterra è il regno della giustizia. Se vuole essere giusta deve restituirli alla Grecia. Ma c'è chi visita il Partenone dopo averne visto i marmi nel paese d'origine e ritiene che sia giusto così. A Londra si entra gratis nei musei statali e questo consente a tutti di godere dei tesori da tutto il mondo. Anche chi non si può permettere un viaggio in Grecia in questo modo ha la possibilità di ammirare la bellezza del Partenone. Punti di vista, con negoziati che vanno avanti tra serrate e lampi di ottimismo, mentre i turisti da tutto il mondo, Regno Unito a parte, hanno pochi dubbi, anzi nessuno. Dovrebbero tornare al più presto possibile, anzi dovrebbero essere già qua. Lo so che fregi e statue sono al British Museum, ma come si chiamano? Marmi del Partenone. E allora devono stare qui, no? Energiche, delicate, intense e brillanti sono le sorelle Balanas, lettoni di nascita, tra le artiste più grintose e versatili della generazione dei giovani musicisti, acclamate dalla critica internazionale nell'ambito della musica classica d'avanguardia. Cristine, 33 anni, e Margarita, 30, hanno già suonato come soliste nei teatri più prestigiosi al mondo, da Londra a Parigi, Berlino, New York, Israele e Mosca, raggiungendo velocemente il vertice del concertismo internazionale. La nostra storia è divertente perché comincia con i concertini rock in giro per la Lettonia. Io cantavo con mio fratello e mia sorella
Noi ci riteniamo fortunati perché in Lettonia la cultura e l'educazione musicale sono molto diffuse. Tutti in famiglia abbiamo frequentato una scuola di musica, anche il canto corale è una tradizione molto sentita. Mia sorella ha cominciato a cantare ancora prima di parlare, ma noi siamo cresciuti ascoltando le grandi star del rock, i Beatles, Chuck Berry, cantavamo Janet Jackson. Poi siamo passati anche alla musica classica. Ci siamo esibiti in tutti i paesi baltici, partecipando anche ai concorsi e contemporaneamente suonavamo in strada per raccogliere qualche soldo per acquistare gli strumenti e per pagare le iscrizioni ai concorsi. Ho cominciato così. Abbiamo incontrato Cristina al Teatro Nazionale dell'Opera a Riga. Stava facendo le prove con l'orchestra per un concerto che sarebbe stato poi ripreso dalla TV. Le sorelle Balanas hanno cominciato a suonare all'età di 5 anni, hanno studiato poi a Londra e sono state allieve di noti maestri. Margherita vive a Londra, mentre Cristina vive a Berlino. Nel suo paese ha ricevuto il prestigioso premio Giovane Artista dell'Anno. Anche in passato la musica è sempre stata una parte importante della nostra cultura. La Lettonia ospita festival musicali molto importanti. Anche il lettone stesso è una lingua molto musicale. Il modo in cui parliamo viene dal cuore, la voce fa vibrare tutto il corpo. Insomma, qui tutto è connesso con la musica e con la natura. Music and nature. Cristina suona un violino del 1787, protagonista e testimonial di grandi eventi, della moda e di campagne per la diffusione della cultura della musica classica tra i giovani. Con la sua ipnotizzante presenza scenica, unita al suo strabiliante virtuosismo, per usare la definizione del The Times, Cristina, insieme alla sorella Margherita, è riuscita a portare in scena una visione fresca, nuova e rivoluzionaria della musica classica. Non credo di aver raggiunto l'apice della mia carriera. Ho ancora tanto da imparare perché si deve studiare tanto per mantenere il livello. È necessario avere sempre nuove idee. Non ti devi fermare mai. La musica è il mio linguaggio, la musica fa parte di me e della mia famiglia. Con la musica esprimo quello che le parole non possono comunicare. Per me sarebbe impossibile vivere senza la musica. L'inno nazionale dell'Ucraina, cantato dall'artista Tetiana Snornitska, da quasi un anno vive a Casa Massima, provincia di Bari, in fuga dalle bombe nel suo paese. Quello italiano, intonato dalla soprano Katia Ricciarelli e dal tenore Francesco Zingariello, la musica a sancire il legame d'amicizia tra due popoli, a ribadire il no deciso al conflitto in corso. La musica, diciamo che nella vita è fondamentale e a maggior ragione quando ci sono delle tragedie di questo tipo, anche se le bombe magari non fanno così bene, ma la musica fa bene, la musica ti apre il cuore, le bombe un po' meno, quindi penso che sarebbe ora di finirla. Musica e prodotti tipici della cucina pugliese e ucraina per accogliere l'ambasciatore ucraino in Italia Jaroslav Melnik. Per lui, prima visita ufficiale in Puglia, a Bari, un galà di beneficenza per mostrare vicinanza alle popolazioni colpite dalla guerra. Sono veramente contento di visitare la città di Bari e tutta la regione, e ringraziare a tutti i pugliesi, non solo i baresi, ma a tutti i pugliesi per l'accoglienza fin dai primi giorni della guerra su vasta scala della Russia contro l'Ucraina e per la solidarietà dei pugliesi dimostrata con grande cuore e con grande amicizia verso i tanti ucraini che sono arrivati qui. In mostra scatti che raccontano gli orrori quotidiani di oltre un anno di guerra, una bambina strappata alla sua famiglia da un missile russo nel suo secondo giorno di vita.
Una giovane piange in silenzio la morte dei genitori tra le macerie della loro casa, rasa al suolo dalle bombe. Un soldato porta in salvo un neonato rimasto orfano. Quando e come potrà finire questa guerra? È una bella domanda che non sappiamo rispondere per adesso. In questa guerra il popolo ucraino e tutta l'Ucraina vuole la pace più di qualsiasi altra nazione, più di qualsiasi altro popolo nel mondo. Vogliamo ritornare il controllo su tutto il territorio nostro intorno ai confini internazionalmente riconosciuti. Vogliamo prima di tutto che la Russia ritira tutte le sue truppe militari dall'Ucraina e poi possiamo trattare dell'accordo della pace.